Le belle giornate che hanno riscaldato il clima anche in montagna fino a metà novembre hanno rallentato l'evoluzione epidemica dell'influenza stagionale, ma il freddo di queste ultime settimane ha complicato la situazione. Sono in migliaia i bellunesi costretti a letto da febbre, mal di gola e dolori muscolari. Il picco dell'influenza è atteso a ridosso di Natale. Dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 arriva un appello. L'appello a tutte le persone con 65 e più anni e con le persone in condizioni di fragilità anche più giovani è di eseguire la vaccinazione antinfluenzale. La raccomandazione è molto forte per gli over 65, per i soggetti fragili con patologie pregresse e per i bambini. L'incidenza dell'influenza nei piccoli è effettivamente molto significativa, 3 volte tanto quella della popolazione generale. In generale i bambini, salvo alcune condizioni particolari, un po' come gli adulti in buona salute, riescono a passare l'influenza senza particolari problemi. Il tasso di vaccinazione contro l'influenza non è eccellente in Veneto. Contrariamente alle campagne degli anni scorsi, l'adesione si aggira attorno al 30-40%. La vaccinazione non annulla il rischio di ammalarsi di influenza, ma evita i casi gravi. Sul fronte Covid la situazione è stazionaria, 1230 gli attualmente positivi in provincia di Belluno, con 34 ricoverati fra il San Martino e il Santa Maria del Prato, 4 i degenti all'ospedale di comunità del capoluogo. E l'incidenza è sempre rimasta al di sopra della soglia epidemica. Questo raccomanda per tutte le persone per le quali il rischio di malattia grave e di morte rimane significativo, che hanno già eseguito la terza dose, ma quasi tutti l'hanno fatto, di eseguire la quarta dose